nella lotta che abbiamo fatto l'unica soddisfazione che abbiamo è questa. La Puppato ci chiamava speculatori a casa, a casa. Santini che ha fatto il fondo pro nessuno a casa. Renzi che ci ha cancellato, è diventato senatore nel Senato che lui voleva cancellare, quindi l'unica cosa che non ha fatto lo ha salvato. L'uomo l'ha chiamato incoerenza. Barletta, l'uomo chiamato parole e promesse. È l'unico uomo capace di contraddirsi in 10 minuti da solo. E questo è un sottosegretario di un governo. Ma ci rendiamo conto con chi andiamo a parlare? È stato capace di contraddirsi a Vicenza 2 volte nell'arco di 10 minuti. Eravamo presenti, no cavolate. C'era altra gente con noi che lo ha sentito. A casa anche lui però, a casa. Quindi questa lotta qualcosa ha fatto. Questa lotta ha portato un partito a perdere le elezioni. Erano anni che in Italia un partito non perdeva le elezioni. L'Italia è l'unico paese dove le elezioni vincevano sempre tutti. Quest'anno, grazie anche a noi, un partito ha perso, quello che ci ha cancellato. Un risultato, qualche risultato l'abbiamo portato a casa, un po' di Parlamento l'abbiamo ripulito.